Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, come ogni mercoledì abbiamo le associazioni di consumatori che si turnano per con la loro presenza in virtù di un progetto di informazione e sensibilizzazione patrocinato anche dalla Regione del Veneto e poi dal Ministero, ma la cosa importante sono le informazioni che vengono veicolate e le analisi, gli approfondimenti, i momenti di riflessione che si possono fare, ma anche le attività che svolgono le associazioni stesse, perché fanno un po' da megafono di tanti mal di pancia, malesseri che ormai circolano, che sono sempre più grandi e sempre più frequenti, o riescono anche a scovarli, perché poi vedremo quando parleremo in modo particolare nell'ultima parte della nostra trasmissione dello stato inflattivo, analizzando alcuni ambiti, alcune città, ne scopriremo anche delle belle, proprio in virtù del fatto che le associazioni si muovono costantemente sul territorio e io ribadisco, in virtù delle vostre sollecitazioni, del fatto che siate presenti, attivi, partecipi e anche, perché no, vi iscriviate dando sempre più forza alle associazioni. Con noi Sergio Taurino, quest'oggi presidente dell'ADOC del Veneto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno Elena. E quest'oggi affrontiamo un tema molto interessante. Di che cosa si tratta? Stavolta lo faccio presentare a lei, Presidente. Allora, innanzitutto parleremo di stalking comunicativo tramite telefono. Il must di questi ultimi 20 giorni, 30 giorni, si sta concentrando, delle nostre telefonate, dei reclami che ci giungono, si è concentrato su quelle che sono le modalità di proposte contrattuali sia nel campo dell'energia che della telefonia, veramente in pari misura più o meno, adesso un po' più sull'energia perché chiaramente è il momento, no, caldo, diciamo, degli aumenti, per cui ci sono delle proposte contrattuali che non solo sono ingannevoli molte volte, ma sono anche fastidiose. Perché? Perché il sistema di proposta contrattuale tramite telefono negli anni ha sviluppato tutta una sua serie una sua tecnologia particolare e una sua metodica. Però avevamo il telefono fisso che era ecco, diventato un incubo per tutti, perché alle ore più assurde, quando uno magari faceva anche le persone anziane il riposino pomeridiano, verso sera, all'ora di cena, squillava ininterrottamente e quindi... Però poi si è passato il telefono cellulare. Ecco, allora qual è la novità dal 27 luglio che io mi sono appuntato per non sbagliare niente per voi? Cosa è successo dal 27 luglio del 2022? L'autorità ha rinnovato, diciamo innovato e rinnovato il registro pubblico delle opposizioni. Cos'è questo registro pubblico delle opposizioni? È la possibilità di poter, come dire, cercare di bloccare tutte quelle che sono le telefonate indesiderate. Fino al 27 luglio del 2022 c'erano 3 novità che poi si verificano dal 27. C'era solamente una iscrizione in questo pubblico registro delle opposizioni dove tu, mettendo i tuoi dati sensibili, inserendo i tuoi dati sensibili, è un sito sicurissimo, quindi state tranquilli, se andate su https registrodelleopposizioni.it troverete la schermata che vi stanno mostrando adesso in diretta e voi avevate la possibilità attraverso questa iscrizione di cercare di frenare le telefonate in arrivo da parte dei gestori di telefonia ed energia. Sappiate comunque che sono sempre delle agenzie in subappalto per quanto riguarda la telefonia e direttamente da venditori di qualsiasi di energia che praticamente ci telefonano, come diceva Elena, a tutte le ore del giorno. Io dico anche ore pasti perché voglio far capire alla gente che c'è anche una metodica
per cui sanno per esempio che ore pasti trovano anche gente che lavora fuori e poi viene a pranzare magari a casa e si trova anche la telefonatina durante... Perché allora abbiamo la distinzione tra il telefono fisso e il telefono fisso e cellulare. Fino adesso riuscivano a bloccare, non a bloccare, sì, praticamente a frenare questa, diciamo, questo stalking per quanto riguardava i telefoni fissi, quindi i numeri fissi, quelli con il prefisso telefonico. Dal 27 di luglio invece diciamo, questo vantaggio si è esteso anche ai telefoni cellulari. I telefoni, qual è lo scopo quindi? Evitiamo le chiamate e diciamo 3-4 caratteristiche. La registrazione, allora io posso o registrarmi attraverso il sito, vado sul sito e mi registro, oppure posso inviare una mail, vedete, poi lasceremo chiaramente in televisione e noi già lo stiamo pubblicizzando sui nostri canali sia social che sui siti, quindi c'è una mail dedicata. O un fax addirittura. La mail è iscrizione-registro-delle-opposizioni.it. Oppure si può fare un fax, ma ormai il fax credo che non ce l'abbia quasi più nessuno, oppure chiamando un numero verde 800 265 265. Quindi è molto semplice, l'800 sappiamo che è il numero verde, 265 265. Mi pare di stare a fare il Teleton, ma comunque va bene lo stesso. Oppure possiamo inviare una raccomandata diciamo, al gestore del pubblico registro, a Roma, eccetera. Allora, qual è il meccanismo? Velocissimo. Allora, se io mi iscrivo al registro del pubblico delle opposizioni, no? Quelli che ti chiamano, prima di chiamare il tuo fisso o il tuo cellulare, devono consultare il registro. Se il tuo nome e cognome, il tuo numero risulta, scusatemi, se il tuo numero fisso cellulare risulta in quel registro, lui non ti può chiamare, non ti dovrebbe chiamare, dico non ti dovrebbe, perché i soliti furbetti del quartierino fanno sempre quello che vogliono, però stavolta abbiamo la possibilità di denunciare al garante. Cioè, mi sono iscritto al registro, dopo 3 giorni mi arrivano di nuovo le telefonate, sia sul fisso che sul cellulare, si fa una denuncia al garante dell'autorità e le multe vanno da 30.000 euro a 100.000 euro. Dico anche questo, che non è tanto i 30.000 o i 100.000 euro. Il discorso è che queste compagnie diciamo, valutano sempre convenienza con la multa. Cioè, se mi danno 30.000 e ne prendo 300.000, continuerò a telefonare. Però quando ne ho prese 10 ho perso tutto il mio guadagno. Allora, siccome ogni volta... Allora, prima ci si poteva iscrivere una volta sola. Cioè, nel senso, una volta che ti eri iscritto, poi magari cosa succedeva? Vi faccio vedere intanto la slide 3, dove parla di 30% di compagnie telefoniche che chiamano, stalkizzano, e quasi il 30% di compagnie di energia. Quindi vedete che siamo, e l'altro 25% sono le famose trading online. Cioè gli investimenti. Ieri mi ha chiamato uno ieri sera proprio da urlo, ma va bene così, il meccanismo è sempre uguale. Quindi concentriamoci su energia e telefonia. Quindi prima, fino al 27 luglio, si poteva chiamare, cioè ci si iscriveva una volta, ma poi cosa capitava? Che se io poi dopo mi recavo, slide 4, eccola qua che arriva, abbiate un attimo di pazienza. Andiamo alla slide, eccola qua. Ecco, se io poi dopo mi iscrivo oggi al registro delle opposizioni e domani vado in un centro commerciale, in un negozio, in una grande catena e mi rilasciano quella famosa carta fedeltà, si riparte dal via come al Monopoli. No? Cioè come se... cioè loro hanno ripreso i dati, no? E quindi possono e quindi li trasmettono poi dopo, se li vendono tra di loro le varie compagnie, e quindi io potrei essere oggetto nuovamente di telefonate indesiderate.
Qual è la novità del 27 luglio? Che io, quando mi vedo arrivare telefonate in serie come prima di essermi iscritto, posso rientrare nel sito, va bene, e di nuovo reiterare la mia iscrizione, dicendo, vabbè, mi sono portato a casa 3 tessere fedeltà, sto giro, facciamo così, mi riscrivo, così almeno so che questi 3 compagnie, questi signori, non mi telefonano finché non vado di nuovo da loro. Ecco, qual è la ratio adesso? Quindi abbiamo detto, pubblico registro, ci si può iscrivere da subito, anche da quando esco fuori. Molta gente ci ha chiesto, gli anziani specialmente ti chiedono, no, ma io sai, non ho dimestichezza con il sito, eccetera. Il numero verde magari non riesco poi dopo a capire perché sono un po' anzianotto, non ci sento bene, non vedo bene. Allora, cosa diciamo noi associazioni dei consumatori? Dobbiamo ricominciare, e io, puntata mi sono rivisto del 30 settembre, dobbiamo essere protagonisti se vogliamo non subire queste ingiustizie, perché è un'ingiustizia veramente. Cosa dobbiamo fare? Adesso intanto leggo il messaggio. Se mi iscrivo al registro e poi dopo qualche giorno do un consenso sul web per accedere a dei siti che ti chiedono sempre consenti a quest'ultimo autorizza a cancellarmi dal registro? Grazie. Ecco, ha formulato la domanda, l'ultima parte, in modo inesatto. Cioè, non è che iscrivendoti sul sito web, il sito web autorizza a cancellarti dal registro. Tu nel registro rimani sempre. Però quel sito web, no, può trasmettere i tuoi dati sensibili ad altre compagnie, ad altri partner commerciali, i quali a loro volta, non essendo diciamo, a conoscenza della tua nuova iscrizione in quel momento attraverso internet, potrebbero ritelefonarti, per cui quello che dicevamo prima è proprio questo: ogni volta che io faccio delle azioni, no, in cui io lascio i miei dati sensibili a disposizione perché mi viene chiesto un'informativa sulla privacy, mi viene chiesto i tuoi dati li posso trattare per fini commerciali, in genere loro te lo flaggano già direttamente, no, appena tu fai qualsiasi tipo di contratto. Una volta, 30 anni fa, 20 anni fa, c'era il contratto scritto, eccetera, non c'erano tutte quante diciamo, la legislazione sulla privacy, e quindi i dati non erano i dati sensibili, non erano una materia, un bene che si poteva vendere. Ragazzi, oggi i big data sono la parte più appetibile, perché i big data danno la possibilità di poter profilare la vostra persona. Che significa? Che se io mangio carote, va bene, e lo dico anche su Facebook alla mia amica, sta tranquilla che mi arriveranno le pubblicità sulle carote. Rotonde, quadrate, fatte a bulbo. No, ma a parte la pubblicità, forse la pubblicità è anche una cosa abbastanza smaccata. No, ti arrivano le ricette. Le ricette, bravo. Quindi, perché stesso discorso. A me è bastato, io sono rimasta stupita perché era veramente sconcertante, che mando su WhatsApp magari dei messaggi, delle cose, dove metto delle parole, mettiamo l'ipotesi carote, ipotesi. Hai preparato le carote per stasera? Mi ha risposto, ti piacciono tanto? Sì, mi piacciono le carote, boh. Giorno dopo, automaticamente, ricette delle carote, anche se non ho cercato niente. Ti arriva cooking.net e ti dice le carote si cucinano in 100 modi. E da là dopo ti inizia salute sulle carote, tutto concentrato. Peggio è qualsiasi che non sia un prodotto addirittura di carattere commerciale, che oggi, ma io dico su WhatsApp, cioè perché non sono iscritta da nessuna parte, ma è drammatico. Non si potrebbe fare come una volta che si parte dal questa contrario. Mi piace. Nessuno può contattarmi se non dopo mia esplicita autorizzazione per ciascuna azienda, non si può dare accesso dei miei dati ad un database, così si è tutelati. Ripeto sempre al signore o alla signora che ha fatto veramente un'osservazione molto puntuale e bella, mi piace. Ripeto, quando andavamo al negozio di prossimità non mi chiedeva il numero di telefono, 2 etti di mortadella, il pane, il prosciutto. Però non ti poteva più recuperare. E non mi recuperava. Oggi, caro signore, cara signora,
no? Non si può fare più come prima, perché qualsiasi cosa lei acquisti, vediamo gli acquisti online, no? Devi lasciare tutti i tuoi dati, perché se loro ti devono contattare, ti devono portare la cosa a casa, no? Mi è arrivato il famoso caffè stamattina, loro sanno dove abito, a che ora esco col pigiama, a che ora esco senza il pigiama, perché vengono alle 9, alle 2, alle 1, alle 3 di pomeriggio. Se sto guardando la telenovela, allora sanno che gli anziani in genere dalle 2 alle 3 e mezzo non bisogna disturbarli, perché c'è Beautiful, Una vita, tutte quelle cose là, per cui ti telefono alle 4 perché, o prima di cena. Allora capite che il profilo che noi doniamo a queste persone, perché noi doniamo i nostri dati, no? È il commercio più grande che ci sia al mondo. Quindi non si può partire come dice lei: io non ho dato l'autorizzazione a nessuno. Sarebbe bello che non avessi dato l'autorizzazione a nessuno, però non so dove lei fa la spesa, non so dove se lei non ha nessuna carta fedeltà, se lei non ha nessun tipo di contatto con agenzie, come ha detto anche Elena, le carote su WhatsApp e che cosa. Per cui bisogna stare molto attenti anche su questo tipo di probabilmente ci sono algoritmi che leggono tutto. Algoritmi, chiaramente sappiamo, però già adesso con questa innovazione, no, del potersi riscrivere, quindi dando anche molto fastidio essere pungenti come Clay, tirare ogni tanto i pugni e poi scappare, questo è un modo per poter riuscire anche quello stalking, non dico ad azzerarlo, perché io non sono dei zero su tutto, azzerare, io sono per poter tamponare quella che oggi è una pratica commerciale scorretta. Se pensi che la maggior parte delle pratiche commerciali scorrette viaggiano attraverso il telefono, perché adesso molta gente mi chiede: ma io non ho mai firmato il contratto. Ecco, dopo entriamo, di fermo energia. là, Sergio Torino, fermo lì, perché qui parliamo di truffe e altre cose, ma lo affrontiamo riprendendo questo discorso dopo la pubblicità. Se avete altri messaggi mandateci, che noi li leggiamo tra poco.